Con il presidente Ruzza alla cena del Careni Pievigina, è una delle tante che a cui dovrai presenziare, però hai detto delle parole giuste, insomma è una ripresa di questo campionato. Io cerco di andare da tutti perché siamo stati tanto tempo fermi, quindi credo quando mi invitano sia un dovere per me andare, anche se questo costa fatica, credimi. Però vado volentieri perché vedere l'entusiasmo che io credevo perso e che invece mi pare di capire in tutte queste serate che le società si stanno riappropriando di questo mi fa stare sereno. Quindi questo è il motivo principale, voglio assicurare la presenza mia che conta poco ma che rappresenta poi la presenza della Federazione Calcio, quindi su questo possono contarci. È un anno, dicevi, un paio d'anni ormai che si sta vivendo questa pandemia maledetta. Adesso, insomma, hai garantito, hai detto per quello che puoi garantire, puoi dire che insomma questo campionato di eccellenza a cui partecipa anche l'Eclisse è un campionato che sarà rispettato. Sì, perché il protocollo prevede per l'eccellenza determinati adempimenti che anche quando si fermerà tutto, fatto stesso che siano di preminente interesse nazionale, farà sì che non si fermeranno e questo è importantissimo. L'eccellenza è il campionato maggiore regionale, quindi è da traino per tutto il resto. Io avrei fatto anche per le altre categorie, dalla promozione in giù, un protocollo del genere, perché se capitasse, voglio vedere fermare di nuovo, ci aggrediscono questa volta e quindi mi dispiacerebbe molto. Purtroppo, hai detto bene, sono 2 anni che soffriamo, 2 anni che non riusciamo a stare sereni, 2 anni che veramente guardiamo questi contagi crescere, guardiamo questo tasso di positività che cresce e questo ci fa male. Ci sono stati dei momenti di disaffezione. Devo dire però una cosa, che le iscrizioni non sono andate male. Le iscrizioni noi addirittura abbiamo chiuso in positivo. Questo è un segnale straordinario che ci fa ben sperare. Speriamo di continuare perché il problema non è iniziare, è continuare. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.